Questi sono tratti stradali di grande pericolosità perché sono intensamente trafficati. Abbiamo decine di migliaia di veicoli che attraversano queste strade perché siamo in un percorso turistico ed è negata la sicurezza delle persone perché oggettivamente è molto rischioso mettersi in bici o a piedi su queste strade. Noi abbiamo i soldi, i denari dati dalla Regione da 2 anni, abbiamo i progetti, questi progetti vengono respinti per un blocco normativo che è francamente inaccettabile. Ora che la Regione si muova e dia un segnale serio rispetto a un progetto che deve essere attualizzato. Qual è la contestazione che viene mossa? La contestazione è quella di una norma che prevederebbe la inedificabilità e non trasformabilità a 300 metri dalle lagune. Questo per Cabras significa non poter fare nulla, ma nel nostro caso io trovo che sia totalmente irrazionale e privo di alcuna logica. Non sta nel cielo di terra come si possa fare una ciclabile a bordo strada. A questo punto cosa si può fare, cosa chiederete? La Regione deve normare, deve aggiustare questo grosso pasticcio che è stato messo in piedi. Normale in che modo? Costruendo una norma che sia idonea a fare in modo che questi progetti possano essere approvati. Mentre invece adesso gli uffici regionali sostengono che questa norma, la norma della stessa Regione, vieta qualunque tipo di intervento e questo è completamente irrazionale. Intanto voi prevedete una ciclabile oltre qui dove c'è già il progetto anche lungo la strada per San Giovanni, che è un altro tratto di estrema pericolosità, specialmente in estate. Questa è la visione, quella di collegare a partire da Oristano, Torregrande, Cabras fino a Tarros, con una pista ciclabile che peraltro darebbe una grande qualità della vita ai cittadini, grande sicurezza e anche io credo una grande potenzialità turistica.